Cina, allertati i medici di famiglia anche in Veneto, soprattutto nei comuni vicini ai grandi aeroporti, ma nessuna psicosi, avvertono i sanitari. Per la prima volta in Italia è sequestrata a Padova carne di maiale importata dalla Cina, dove imperversa un'epidemia di peste suina, 10 tonnellate nascoste nel doppio fondo di un container. Uccisa a pugni dal compagno al culmine di una lite, femminicidio a Verona, la vittima una 51enne polacca, l'assassino si autodenuncia a Genova dove era fuggito. 30 tra dirigenti scolastici e legali rappresentanti di istituti indagati a Belluno non allontanarono alcuni bimbi non vaccinati, così come prevede la legge. L'indagine del NAS di Treviso. Violenta aggressione ad un gioielliere dell'Arcella. Al termine del litigio con uno straniero, quest'ultimo gli avrebbe spruzzato una sostanza irritante. Sull'episodio indaga la polizia. Tappa storica a Conegliano, dove è stato firmato l'atto costitutivo del soggetto che si occuperà di gestire le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Mose, tavolo in prefettura, i commissari del Consorzio Venezia Nuova confermano il cronoprogramma, completamento per fine 2021, ma possibilità di alzare le paratoie già dal 30 giugno in caso d'emergenza. Ordigno della seconda guerra mondiale trovato tra Marghera e Mestre, il 2 febbraio scatterà il Bomba Day, piano di evacuazione per 3.000 persone. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la sanità con l'allerta per il coronavirus anche in Veneto, con una task force dei medici di base soprattutto nei comuni vicini ai grandi aeroporti. Massima allerta ma nessuna psicosi, avvertono i sanitari. Sentiamo. Di fronte ai nuovi morti registrati in queste ore in Cina a causa del coronavirus, la Federazione Nazionale dei Medici di Famiglia corre ai ripari, diramando ai camici bianchi tutte le informazioni sulla malattia, dalla descrizione dei sintomi ai percorsi igienici da affrontare in caso di emergenza. Una situazione di allerta, avvertono gli stessi medici, ma non di allarme, che interessa soprattutto le città vicine agli aeroporti internazionali, per il Veneto, Venezia, ma anche Treviso e Verona. Una task force, al momento quindi solo informativa, che riguarda tutti gli ambulatori di famiglia del territorio regionale. Noi abbiamo attivato tutta l'organizzazione in modo che appena arrivino le disposizioni vengano diffuse ai medici di famiglia. È giusta la sorveglianza, ma la psicosi deve essere contenuta perché può essere più pericolosa della malattia stessa. Il coronavirus, confermano le autorità cinesi, fa parte della stessa famiglia della SARS e quindi può mutare e propagarsi facilmente. Quanto ai sintomi, sono praticamente sovrapponibili con quelli portati dall'influenza. Anche per questo i consigli sono quelli di sempre, soprattutto per chi si deve mettere in viaggio: lavarsi le mani, mangiare cibi cotti, bere acqua in bottiglia, evitare i luoghi affollati. Fondamentale quindi il ruolo del medico di base, che conosce le storie personali dei pazienti. Nella pratica quotidiana applicare quello che applichiamo sempre, cioè l'attenzione al paziente nella sua complessità, perché a parte perché il rischio di questa situazione è che si creano degli allarmi ingiustificati. Peste suina dalla Cina, maxi sequestro di carne di maiale a Padova. 10 tonnellate di carne di maiale potenzialmente pericolosissima, arrivata dalla Cina, dove imperversa una feroce epidemia di peste suina africana. Era pronta per essere servita nelle tavole di qualche ristorante etnico padovano. Il blitz della Guardia di Finanza e dell'USL all'interno del magazzino di un rivenditore cinese ha scongiurato che questa carne venisse messa in circolazione. Le importazioni di carne di maiale dalla Cina sono vietate dal Ministero della Salute. Per questo, dopo un monitoraggio delle attività poco trasparenti del commerciante cinese, proprietario insieme alla moglie di un magazzino in via Cile nella zona industriale, i finanzieri sono entrati in azione. Si è andati anche oltre al sequestro di questa carne della quale era vietata l'importazione, incidendo anche sull'attività commerciale col sequestro dell'azienda non nuova a fatti del genere. La carne sequestrata non solo era potenzialmente contaminata, ma anche tenuta in condizioni igieniche precarie e rimasta per ore fuori dalle celle frigorifere. Per questo i sanitari dell'USL hanno deciso per l'immediato incenerimento. Una diffusione di questo virus, della peste suina
africana avrebbe determinato una compromissione gravissima dell'economia nazionale, con particolare riferimento alla produzione, all'allevamento e alla produzione di suini e ovviamente dei derivati dei prodotti alimentari a base suina. I due cinesi sono stati denunciati, la loro attività posta sotto sequestro, oltre alla carne che dopo la Cina era passata anche dal porto di Rotterdam in Olanda. I finanzieri hanno sequestrato ortaggi scaricati in mezzo alla sporcizia. Vista la pericolosità della carne, sono stati rintracciati e controllati 2 ristoranti etnici di Padova che si rifornivano dall'azienda cinese, così come è stato controllato il principale competitor, un altro commerciante cinese titolare di un magazzino sempre a Padova. Lì però i finanzieri non hanno trovato carne di maiale. In Cina l'epidemia di peste suina africana ha provocato un gravissimo danno agli allevatori. Ad ottobre 2019 erano stati abbattuti oltre 100 milioni di capi. Queste partite di carne, che in Cina non hanno un valore zero ma hanno anche un costo legato allo smaltimento, avessero trovato una via di fuga verso l'Europa appunto con queste importazioni tramite carico di copertura. Ed il direttore generale dell'ULSS 6 spiega che cos'è la peste suina africana e quali sono i rischi per la salute degli uomini e degli animali. Il virus è estremamente resistente, nel senso che resiste anche, per dirlo, anche nei prosciutti e in tutti i prodotti di derivazione da carne di maiale, nelle carni di maiale. Pensate che resiste a meno 20 gradi almeno 2 giorni, non resiste alla cottura. Quindi l'alta temperatura, la temperatura della cottura distrugge il virus. Ma ripeto, non c'è un pericolo per la salute umana, il pericolo è per la salute degli animali. Un virus resistente che si diffonde in maniera rapida in Cina ha provocato la morte di centinaia di migliaia di maiali. La peste suina africana ha messo in ginocchio l'economia cinese del settore primario. Per questo l'USL 6 Ugani ha deciso di incenerire subito la carne sequestrata all'interno del magazzino padovano. Se è vero che non esiste il contagio e la trasmissione tra animale e uomo, è altresì vero che potrebbe provocare una moria di capi e il blocco delle esportazioni di carne di maiale e di prodotti derivati che partono dall'Italia. Per la salute dell'uomo nessuno, sicuramente la diffusione, l'ingresso di questo virus nel nostro territorio e la diffusione negli allevamenti avrebbe sicuramente messo a rischio i nostri allevamenti e quindi tutte le produzioni di carne suina, perché il virus si diffonde rapidamente, come è successo in Cina. La Coldiretti chiede l'immediato via libera all'obbligo dell'etichettatura d'origine sui derivati della carne suina per garantire la trasparenza e la rintracciabilità di fronte agli allarmi sanitari che si moltiplicano con la globalizzazione degli scambi. Sotto accusa, prosegue la nota ufficiale dell'Associazione degli Agricoltori, c'è il sistema di controllo dell'Unione Europea con frontiere con la Brodo che hanno lasciato passare materiale pericoloso. Esistono controlli serrati nel momento in cui vengono importati i prodotti, ma anche quando vengono diffusi e in maniera capillare in tutti i luoghi di ristorazione. Noi abbiamo il nostro servizio di igiene degli alimenti e nutrizione che in collaborazione con i veterinari quotidianamente operano centinaia di controlli in tutti gli esercizi pubblici, etnici e non. L'operazione della Guardia di Finanza e dell'USL ha ricevuto anche il plauso del sindaco di Padova Sergio Giordani. Non si tratta di stroncare solo chi fa concorrenza sleale operando in violazione delle norme, ma nel caso di questi prodotti alimentari di tutelare la salute pubblica, ha detto il primo cittadino. Ancora cronaca, una donna polacca di 51 anni è stata uccisa a Verona dal compagno, un tunisino 41enne, nella notte tra domenica e lunedì. Lo ha confessato lui stesso in questura a Genova, città che nel frattempo aveva raggiunto. Dopo la confessione sono così scattate le verifiche da parte della squadra mobile ligure con i colleghi veronesi che, raggiunto l'appartamento in zona Stadio a Verona, hanno trovato la donna morta. Il delitto si sarebbe consumato al culmine di una lite tra i due. Sembra che la 51enne polacca, da 20 anni in città, sia stata uccisa da alcuni violenti pugni inferti dall'uomo. Il tunisino è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. La squadra mobile sta cercando di ricostruire la dinamica esatta della tragedia. C'è da capire se la donna sia morta subito o se la sua sia stata una lenta agonia.
Novax, indagine sulle scuole bellunesi che non hanno allontanato dagli istituti gli alunni che non erano vaccinati come da obbligo di legge. 30 persone tra dirigenti scolastici del servizio pubblico e legali rappresentanti di scuole private dell'infanzia sono stati iscritte nel registro degli indagati della Procura di Belluno. Dovranno ora rispondere del reato di omissione di atti d'ufficio. L'operazione è il risultato delle indagini svolte dal NAS di Treviso connesse alla verifica della veridicità delle attestazioni presentate dai genitori dei minori al fine della prova dell'assolvimento degli obblighi vaccinali degli iscritti. I militari del nucleo trevigiano hanno accertato che i responsabili delle scuole avevano omesso di allontanare gli alunni dai 3 ai 6 anni non vaccinati e quindi carenti del requisito di accesso alla scuola che doveva essere compiuto senza ritardo. E torniamo ora a Padova con la violenta aggressione ai danni di un gioielliere dell'Arcella. È giallo, sentiamo. La macchia grigiastra sull'asfalto è ancora visibile, via Tiziano Aspetti, prima Arcella. Qui sarebbe stato aggredito Ivano Galante, 53 anni. Aveva appena chiuso la sua gioielleria, erano le 19:30. Quando ha incrociato un uomo si tratterebbe di uno straniero. Al termine di un litigio quest'ultimo gli avrebbe spruzzato un liquido irritante al viso e sarebbe fuggito, forse con il borsello del gioielliere. Dolorante al viso, il gioielliere ha attraversato la strada e si è rivolto ai gestori cinesi del vicino bar. Io ero dentro all'ipodare, no? che aveva raccolto mia moglie, che abbiamo visto che è un po' ferita ed si cammina un po' a fatica lui, che è venuto da fuori. Non sappiamo se ha attraversato la strada o come ha fatto. Poi l'ho accompagnato nel nostro bagno a pulire subito la faccia perché dice che gli hanno spruzzato qualcosa nell'occhio. In via Aspetti arrivano il 118 e la polizia. L'uomo viene curato in pronto soccorso, da dove verrà dimesso in mattinata. Non è grave ma molto provato. Un uomo tranquillo, racconta il barista. Veniva ogni tanto la mattina a prendere caffè da noi, sempre, lo conosco. Anche il pomeriggio, a volte spritz, no? Veniva sempre. È vicino. Tra i primi a portargli la vicinanza è il sindaco di Cadoneghe, dove l'uomo vive. Il signore è al buio, completo, a riposo e vuole anche stare un po' lontano anche dalle, così per il primo momento almeno, dei riflettori. Le indagini sono in corso da parte della polizia che sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Già in passato il gioielliere avrebbe subito una rapina, intanto dal primo cittadino di Cadoneghe una ferma richiesta. Bisogna prenderlo, questo delinquente o questi delinquenti, chiunque siano, che hanno fatto queste cose, devono essere prese e auspico anche, indipendentemente dalle colpe e tutto, che questi abbiano una pena esemplare. A Conegliano ora, dove è stato firmato oggi l'atto costitutivo del soggetto che si occuperà di gestire le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Primo obiettivo quello di arrivare ad 1 milione di presenze turistiche. Con la firma del governatore Zaia l'avventura UNESCO delle colline del Prosecco entra nella fase operativa, una tappa storica per la marca suggellata all'Istituto Cerletti di Conegliano. Ecco quindi l'atto costitutivo dell'associazione che si occuperà della gestione del patrimonio dell'umanità, il primo sito vinicolo al mondo ad avere questo tipo di riconoscimento, un primato che si intende far valere a livello internazionale. Noi qui abbiamo un sito, è un sito che è nella top class, come si dice, dei siti UNESCO mondiali, che è nel club dei grandi, come le piramidi d'Egitto, come le cascate del Niagara, il Grand Canyon e molti altri grandi monumenti, per cui figuratevi se possiamo non sentire questa responsabilità. A firmare l'atto costitutivo con la Regione anche i soci fondatori, con Mario Pozza per la Camera di Commercio, Innocente Nardi del Consorzio di tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Stefano Marcon e Stefano Soldan per provincia e intesa programmatica d'area. Ognuno ha espresso i propri rappresentanti nel nuovo Consiglio d'amministrazione che sarà presieduto da Marina Montedoro, classe 1976 e un curriculum manageriale in campo agricolo. A volerla lo stesso Zaia, per il quale serve subito entrare nel vivo del piano di gestione con un punto fermo. Noi abbiamo voluto con UNESCO dire che non vogliamo la realizzazione di nessun albergo, questo è l'impegno, tant'è vero che stiamo modificando e abbiamo modificato norme regionali. L'idea sarà quella di una ospitalità diffusa, valorizzando tutti i casolari e i piccoli edifici che abbiamo. Questa è la vera sfida che permetterà comunque di avere un turista che non sarà un turista di massa, ma un turista
molto attento perché sarà un turista informato quando verrà qui. Un turismo sostenibile attorno al quale c'è già interesse. Queste colline sono già la destinazione che cresce di più in Veneto, un Veneto che ha come prima industria il turismo con 18 miliardi di fatturato, si passerà dalle quasi 200.000 presenze a 1 milione di presenze turistiche. 1 milione di presenze, questo è l'obiettivo che sembra alla portata dell'avventura UNESCO. Prima dobbiamo attrezzarci come territorio per accogliere i turisti, creare un turismo di qualità e poi pian piano crescere nei numeri. La Regione Veneto appoggerà ufficialmente la candidatura del Monte Grappa come sito naturale UNESCO, parla il consigliere Nicola Finco. I benefici sono molti, noi ci troviamo con un monte sacro che è il Monte Grappa, che sia da un punto di vista storico ma anche da un punto di vista naturalistico è unico nel suo genere. Proprio per questo abbiamo deciso di sostenere come Regione del Veneto il progetto che è stato portato avanti da 25 amministrazioni del territorio di Vicenza, Treviso e Belluno, proprio per candidare questo nostro monte a biosfera UNESCO. Un progetto ambizioso che punta a sviluppare questo nostro territorio da un punto di vista sostenibile, con la tutela ovviamente della flora e della fauna oggi presente sul Monte Grappa, che rappresenta proprio un qualcosa di unico a livello nazionale. Ricordiamoci che i siti tutelati sono circa 700 in tutto il mondo, 19 a livello nazionale, e il Monte Grappa potrebbe essere il 20° sito tutelato da un punto di vista naturalistico. Quindi un investimento importante che sicuramente permetterebbe di preservare il Monte Grappa così com'è, quindi un posto ancora che da un punto di vista naturalistico è ben tutelato e con molte ovviamente anche specificità, e quindi su questa strada lavoreremo nei prossimi mesi. I commissari del Consorzio Venezia Nuova hanno comunicato al tavolo riunitosi oggi in prefettura che il cronoprogramma del MOSE prevede la possibilità di mettere in funzione le paratoie già a partire dal prossimo 30 giugno in occasione di maree di un certo livello, probabilmente 140 centimetri, anche se la quota precisa verrà stabilita nelle prossime riunioni. Il sindaco di Venezia, Brugnaro, ha quindi spiegato che il cronoprogramma preciso del MOSE sarà consegnato agli amministratori in occasione della prossima riunione, che dovrebbe tenersi a fine febbraio. C'è stato confermato che il cronoprogramma c'è, che il completamento dell'infrastruttura rimane fissato per fine 2021, ha dichiarato l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, Roberto Marcato. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco. Rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Parliamo ora della voragine che si è aperta a Cornedo Vicentino, proprio dove passerà la galleria Malo Castelgomberto della Pedemontana Veneta. La consigliera regionale Cristina Guardia ha depositato un esposto al Ministero dell'Ambiente. Siamo qui in località Cracchia, Cornedo, dove c'è una voragine che è venuta a manifestarsi negli scorsi mesi e ha creato notevole preoccupazione nei cittadini. Le fauci della terra spalancate sul cielo sopra Cornedo, una voragine ampia 25 metri e profonda 12 in un terreno ricco d'acqua. Queste sono le immagini girate da un drone che ha ripreso dall'alto lo smottamento, che non è il primo nell'area del torrente Poscola, dove a 17 metri di profondità passerà la galleria tra Malo e Castelgomberto della futura Pedemontana Veneta. Che si apra un tavolo in cui la politica si prenda la responsabilità di mediare e di aiutare le famiglie. La consigliera regionale Cristina Guardia, che ha depositato un esposto al Ministero dell'Ambiente, chiede un intervento di verifica, anche perché nella zona vivono alcune famiglie che adesso chiedono una perizia approfondita sulla tenuta del terreno e una cauzione di 750.000 euro a garanzia della casa, che temono possa essere danneggiata. Il danno non è costituito solo dal crollo o comunque dal pregiudizio per l'immobile, devono trovare un'altra casa, devono fare un trasloco, è una situazione tragica, vorrei dire, per gente normale abituata alla quotidianità di quei posti. Ancora cronaca dal Vicentino, reflui e liquami versati nelle fogne pubbliche, acqua pubblica rubata dagli idranti per lavare le autobotti. 5 società del Vicentino sono finite nel mirino della Guardia di Finanza, 8 le persone denunciate.
Liquami dei pozzi neri prelevati in abitazioni private ed aziende anziché smaltite come da norma negli impianti di depurazione autorizzati venivano versati nei pozzetti o tombini della rete fognaria pubblica dei vari comuni della provincia: Arcugnano, Castignero, Caldogno, Creazzo, Torri di Quartesolo ed anche a Vicenza in Contrabarche piuttosto che in Viale Mazzini. La cosa avveniva in pieno giorno e davanti agli occhi di tutti. A smascherare il sistema criminale è stata la Guardia di Finanza. Un fenomeno è stato appurato trasversalmente in tutto il settore dello smaltimento di liquami e di reflui della provincia. 5 le società coinvolte, 8 i soggetti tra soci e titolari denunciati per il reato di danno ambientale e furto aggravato. Sequestrate 6 autobotti per un valore complessivo di 400.000 euro. Oltre un centinaio gli episodi accertati dalle Fiamme Gialle anche attraverso filmati, fotografie e pedinamenti. Un'indagine partita a febbraio dell'anno scorso è volta a verificare una possibile evasione fiscale. Avevamo delle indicazioni per precedenti investigazioni in ordine a un'evasione fiscale per la mancata rilascio della documentazione fiscale a seguito di prestazioni rese dietro corrispettive a privati. Questo ci ha fatto porre un focus sul particolare settore. Le società, infatti, finite sotto la lente di ingrandimento delle Fiamme Gialle, omettevano di fornire copia anche al cliente dell'obbligatorio formulario di identificazione rifiuti ed eventuale fattura. In questo modo i guadagni sfuggivano al controllo del fisco. Di fatto, a fronte di 6-7 prelievi al giorno di liquami, si recavano solo un paio di volte al mese al depuratore. Da qui partirà anche l'accertamento fiscale in capo alle diverse società. Non contenti tra queste c'era anche chi è arrivato a rubare l'acqua pubblica manomettendo gli idranti usati dai vigili del fuoco per spegnere gli incendi. Questo furto avveniva per riempire le autobotti e farne poi un uso o per le disotturazioni o per il lavaggio delle autobotti stesse. Nei loro confronti potrebbero agire anche le stesse amministrazioni locali danneggiate dal versamento delle fogne pubbliche e al loro intasamento, che potrebbero revocare le autorizzazioni. È pronto il piano per far brillare la bomba della Seconda Guerra Mondiale, ritrovata la scorsa settimana a Marghera. Per circa 4 ore Venezia resterà isolata, prevista l'evacuazione, pensate, di ben 3.000 persone. Vediamo. È un'autentica mobilitazione generale quella che si annuncia per domenica 2 febbraio tra Venezia e Mestre. Al centro delle operazioni ci sarà la bomba d'aereo ritrovata una settimana fa da alcuni operai impegnati in un cantiere in via Ferraris a Marghera. Poco più di 220 kg, di cui 129 di tritolo, rimasti sepolti per quasi 80 anni, risalenti ai bombardamenti subiti da Porto Marghera durante la Seconda Guerra Mondiale. Il piano di intervento predisposto dagli artificieri dell'esercito dell'8° reggimento guastatori paracadutisti Folgore di Legnago inizierà alle 6 del mattino con un'evacuazione che interesserà un raggio di 1 chilometro e 860 metri della zona circostante, abbastanza per arrivare in viale San Marco e in via Forte Marghera, un'operazione che coinvolge circa 3.000 persone. A qualche centinaio di metri da dove è stata ritrovata la bomba si trova anche il Ponte della Libertà, per cui niente treni o auto, chiuso al traffico anche l'aeroporto Marco Polo, fermi alcuni stabilimenti con impianto a ciclo continuo di Marghera e le banchine del porto. A pochi passi dall'ordigno c'è peraltro anche la Fincantieri. L'intervento durerà al massimo 4 ore. Alle 7:30 entreranno in scena gli artificieri. Tolta la spoletta, l'ordigno passerà alle cure della Marina Militare, che lo condurrà in mare uscendo dalla laguna attraverso la bocca di porto di Malamocco. Sarà proprio in mare aperto a circa 5 metri di profondità che un artificiere sub farà brillare la bomba con una carica. Vi ricordo l'appuntamento al termine dei telegiornali serali con 20:10. Questa sera si parlerà di anziani, di vecchiaia, di pensioni e di case di riposo. Ospiti di Ferdinando Avarino, Paolino Barbiero, segretario dello SPCGL di Treviso, e Giovanni Salemi, direttore di una casa di riposo. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci e buon proseguimento con i nostri programmi. Bentrovati al meteo. L'alta pressione ha ripreso pieno possesso del territorio, garantendo così condizioni ancora di tempo stabile. Vediamo la situazione di giovedì 23 gennaio. Sul Veneto bel tempo, con ampio soleggiamento ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso. Sarà possibile tuttavia qualche foschia e qualche addensamento sulle pianure, specie su quelle più meridionali della nostra regione.
Temperature minime fino a meno 3 gradi, valori massimi tra 7 e 8 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque e cielo al massimo velato senza precipitazioni. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 9 e 10 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori, il cielo sarà al massimo, vedete, poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.